Si è tenuto il tavolo permanente del centrodestra che, oltre ad affrontare il problema delle amministrative, sarà un utile strumento per la realizzazione del programma che il Presidente ha sottoscritto con gli elettori siciliani. L'elemento preponderante è il valore della coesione del centrodestra, che rimane imprescindibile per le prossime competizioni elettorali. Nel corso del vertice si sono affrontati i nodi delle singole città che andranno al voto, dove i vari partiti hanno portato avanti le loro posizioni per la salvaguardia del valore dell'unità. Presenti al tavolo Marcello Caruso per Forza Italia, per Fratelli d'Italia Salvo Pogliese e Giampiero Cannella, per la Lega di Salvini Premier, il segretario regionale Annalisa Tardino e il vicepresidente Luca Sammartino. Per la Democrazia Cristiana il coordinatore regionale Totò Cuffaro e il capogruppo onorevole Carmelo Pace, Massimo Dellugi, coordinatore regionale per Noi con l'Italia, e per il Movimento per l'Autonomia Fabio Mancuso. Ricordiamo che si andrà a votare in Sicilia il prossimo 28 e 29 maggio in 129 comuni e il ballottaggio sarà fissato per giorno 11 e 12 giugno per i comuni che ovviamente ci andranno. In provincia di Agrigento si voterà nei comuni di Licata, l'unico con il sistema proporzionale, mentre con il sistema maggioritario si voterà a Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Ioppolo Giancazio, Lucca Sicola, Menfi, Ravanusa, San Buca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Moxaro, Santo Stefano Quisquina. I capoluoghi interessati in Sicilia sono 4 e sono il più grosso è Catania, a seguire Trapani, Siracusa e Ragusa. Su 129 comuni che andranno al voto, 114 sono con il sistema maggioritario e 15 con quello proporzionale.